Buonasera, bentrovati a Corner, bentornati dunque all'appuntamento del lunedì per focalizzare, per attenzionare quello che è successo nella domenica calcistica per il Catania. Un Catania davvero perfetto, stavolta ha regolato la Salernitana 2-0, a -1 dalla vetta. Ne parleremo come sempre questa sera nel nostro salotto del lunedì. Lo faremo con Alessandro Vagliasindi. Buonasera Alessandro. Bentrovati. Lo faremo con Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Lo faremo anche con Max Velotto che ci darà poi alcune precisazioni per quanto riguarda la Moviola, e dall'altra parte dello studio c'è la nostra Giulia. Buonasera Giulia. Angelo, buonasera a tutti. Se volete interagire con noi in studio potete farlo tramite la nostra linea WhatsApp al numero 342 771 2855. Ma a questo tavolo stavo per dire che manca Angelo Patanè. Patanè sconta. No, lo diremo dopo la copertina. No, sconta, lo diciamo subito. Sconta una squalifica che è stata inflitta per il comunicato ufficiale. C'è anche un comunicato per il doppio cartellino giallo per come si è comportato ieri nel post gara e anche la settimana scorsa. E anche la settimana scorsa. Allora, copertina e poi leggeremo il comunicato. Restate con noi, vediamo la partita intanto. Oggi allo Stadio Massimino c'è un tifo da Serie A, è inutile nasconderlo, è una partita che vale 3 punti, ma è anche Catania-Salernitana, una storia di ex e di tradimenti. Lo scambio dai gagliardetti tra i due capitani di Tacchio e Roberto Inglese, la partita è iniziata proprio in questo istante. Attenzione, perde un pallone la Salernitana, Ciccarelli girata, palla che si perde però abbondantemente alta, la lunga rincorsa di Ciccarelli, la barriera che mi sembra troppo vicina rispetto ai 9,15 metri. Ciccarelli, gol! Mamma mia! Non si può capire! Mamma mia! Che gol! Che gol! Attenzione perché c'è la possibilità per Forte che segna un gol pazzesco, grande gol Angelo, che gol, questi gol di Forte, che ti ho detto, mandato dentro area sulla spizzata di Lunetta, attacca la profondità, va a stopparla e gran calcio di sinistro. c'è lì il controllo, il pallone morbido, incredibile, no, non ce l'ha fatta Ausilio. Attenzione, c'è il Catania che può partire con Carpari, la palla e poi Donnarumma gli ruba il tempo a Rolfini. L'avresti segnato anche tu, no, però gli arriva. È stato bravo Donnarumma, Angelo. Bravo. E l'arbitro proprio in questo istante ci dice che la formazione rossa-azzurra ha battuto la Salernitana con il risultato di 2-0. Oggi una grande partita anche sul piano stilistico, e questa ovviamente che sentite è la bordata di fischi che accompagna il rientro degli spogliatoi da parte di Roberto Inglese. Oggi con le polveri spente torniamo a casa contenti, la gente torna a casa fiduciosa perché da oggi il libro è quello vecchio, ma si può davvero aprire un capitolo nuovo.
E allora lo apriremo questo capitolo nuovo da questo libro che racconta tantissimo, però prima c'è un comunicato ufficiale, la squalifica di Patanè, che dobbiamo leggere, Alessandro. Comunicato numero 1 del 20 ottobre 2025, il giudice sportivo, letti gli atti della puntata di corner del 13 ottobre 2025, valutata l'espulsione per doppia ammonizione comminata all'avvocato Angelo Giuseppe Patanè, infligge allo stesso la sanzione della sospensione dalla trasmissione televisiva Corner del 20 ottobre 2025 per la durata di 5 minuti. E lo stiamo vedendo, guarda, è messo in panchina e in regia Patanè accanto al nostro Gaetano Varà. Posso dire che è tutta invidia? No, assolutamente posso dire no. Che voi non sapete cosa vi state perdendo. Non puoi parlare, sei inibito. Ma guarda, allora, che cosa c'è? Alessandro, ascoltami. Io vi faccio vedere intanto Gaetano Marano, Francesco Gigante, che è la nostra regia, e offro a loro, ecco, un cioccolato svizzero che ieri ci è stato consegnato, e siccome Corner è diretta stadio, è una trasmissione anche di chi sta dietro da 40 anni a questa... dobbiamo uscire da quella stanza, uno sagra dell'aula. che sta da 40 anni qua dietro, e adesso, siccome sono una persona buona, no, non è possibile, e sono una persona per bene, grazie, allora grazie, vengo anche qui. buono. Però se mi permetti, ti puoi accomodare. No, io prima devo passare da Giulia. E vai da Giulia, Non posso fare diverso. Non passare davanti alla telecamera. Tagliamo la telecamera, tieni Giulia. È possibile. Allora, passo poi da Carlo Breve, che è stato il mio compagno di merende. Non depone bene, però. Per ultimo vado poi da chi ti ha squalificato, esattamente. Che ti ha fatto squalificare. Attenzione. Questo è il vero nodo della cravatta di Gagliano. L'autentico nodo della cravatta di Gagliano. Grazie Patanè, grazie. E poi a chi mi ha comminato la sanzione, vado. Allora, anche perché adesso vai però, a sedere. Ora però devo dirtela questa cosa. Che mi devi dire? Dai. Allora, devi sapere che penso di essere... intanto devo ringraziare la nostra editrice. Sei il primo ad essere squalificato. Esatto, Angela Ciancio, per averci consegnato questo piatto del 1808 custodito nella bacheca al primo piano con gli stessi antifurti del Louvre. Però glielo riconsegneremo, è un pezzo di Caltagirone. Penso di essere l'unico... Dove arriva questa cioccolata? Questa arriva dalla Svizzera. Perché penso di essere l'unico giornalista che ha un fan club in Svizzera, ma con una succursale a Cuba. Quindi adesso vi faccio vedere delle immagini. Vi faccio vedere le immagini di chi ci ha consegnato. Questi sono i di rotta su Cuba. Questi sono i concerti. Allora, io che devo ringraziare perché hanno raccontato nelle loro magliette quelle che sono stati i momenti delle nostre telecronache, di quelle che ci hanno accompagnato a Corner, e qui, come vedete, questo fan club che ha una sede a Ginevra e l'altra invece una succursale a Cuba. Per completezza e nel ringraziamento non possiamo fare vedere. No, però questo invece è cubettino di cioccolato di cui non facciamo, è per Michele, perché siccome lui è, dicono, geloso, no, è invidioso, però per tenerlo buono comunque a Michele gli hanno dato il cubettino. Allora, a proposito di Michele, devo dirti che ti manda a salutare. Angelo, Michele ti manda un abbraccio assieme a Forte. Lui mi ha detto questo. Ha detto lo devi salutare, un abbraccio. Lo avevo preventivato. Avevi preventivato. Allora, torniamo adesso. Torniamo di nuovo. Tra un po' di stronco. Torniamo a parlare di calcio. Allora, cominciamo ad analizzare la partita di ieri. Cominciamo dagli episodi. E comunque vorrei sentire subito Carlo, perché da Carlo vado per la prestazione del Catania. Oggi non si parla di tattica, si parla di mentalità e gesti tecnici, perché il Catania ieri ha dimostrato di avere una fortissima mentalità vincente, ha voluto vincere la partita più di quanto lo ha voluta ribaltare la Salernitana, e questo è stato il pieno merito dei ragazzi di Toscano. Quella di regalarsi e regalare a tutta la piazza una domenica speciale. Dal punto di vista tecnico commentiamo i gol. Cicciarelli tira una maledetta da circa 35 metri non prendendo la rincorsa. Avevamo preventivato con Angelo che avrebbe tirato in porta, ce l'aspettavamo che tirasse in porta.
Certo, ci sono stati, credo, 2 secondi di silenzio, non si è capito. Lo stadio non ha capito, non c'è stato il classico boato, perché la gente non se lo aspettava che tirasse in porta. Allora, guarda, Carlo, io ti interrompo. Facciamo una perché carrambata. Abbiamo preparato una cosa che vi sorprenderà. Ci abbiamo lavorato per tutta la mattinata, se riesci a staccare questo telefono. Allora, abbiamo preparato una clip particolare. Siamo tornati indietro, credo, al 93. Addirittura. Sì, con un altro grande attaccante del Catania, Cipriani, lo ricordi, Patanè? Tu c'eri in quella partita, tu eri allo stadio, eri a Palermo e l'hai vissuta dal vivo. E vediamo insieme intanto le 2 punizioni. Io direi di partire dalla punizione di Cicerelli, che abbiamo già come clip preparata. E Che meraviglia però questa cosa. Vediamo questa clip, guardatela, questa è la punizione di Cicerelli che si va a piazzare là dove, dice Patanè, anche i ragni non osano assolutamente arrivare, perché là non ci si può arrivare assolutamente. Accanto a questa ne abbiamo ritagliata, le immagini sono ovviamente storiche davvero, perché siamo andati indietro nel tempo, questa punizione di... Stagione 92-93. Questo era il Catania di Bianchetti. Esatto. Quindi questa è la punizione, ma noi abbiamo fatto di più. Con in porta Graziano Vinti. Adesso rivediamo le 2 punizioni calciate contemporaneamente e vanno in porta contemporaneamente. Questo, diciamo, abbiamo voluto fare un omaggio a Cicerelli e anche a Cipriani per quello che fece in quella partita. Calciate in maniera diversa. L'unicamente perversa che può pensare una cosa del genere è Alessandro Vagliasini. Guarda, stamattina mi ha fatto Non lavorare. sbagli, non Se sbagli. vedi, la rincorsa di Cipriani è diversa da quella di Scerelli. Scerelli calcia dritto per dritto, ne aveva già calciate parecchie quest'anno, non aveva avuto buona sorte. Questa invece da 32-35 metri sì. circa. La palla fa una La traiettoria rivediamo incredibile. ancora nello schermo a metà. Va bene, Dritto per dritto. vediamole insieme, lo chiedo a Gaetano Marano, così le vediamo insieme queste punizioni calciate magistralmente. Ricordiamoci che questo è un derby, quindi insomma anche un valore. Finì 2-0 per il Catania. Si segnò poi Palmisano. Questo è un derby, quindi comunque nell'immaginario collettivo ha un posto privilegiato. Vale di più. Sì, però per l'importanza della partita di ieri, questa è un'altra punizione che è destinata a rimanere nella storia delle migliori punizioni. Ditelo che stasera vi abbiamo sorpreso, io e Alessandro siamo andati a fare questa... È vero, anche perché però, vedi, la punizione di ieri, Cicerelli, davvero prendi il raggio, o meglio, la circonferenza del pallone di calcio che è 68-70 centimetri e in quella circonferenza gli vai a disegnare quell'incrocio dei pali che non è proprio perfettissimo nell'incrocio, ma sta proprio lì. E 2 minuti, in quei 2 minuti di preparazione ci siamo accorti che all'inizio Donnarumma non aveva messo neanche barriera. 2 persone sole in barriera. Poi dopo, negli istanti precedenti, ne mette soltanto 2 perché non crede che quel pallone possa girare in quel modo, ed è un gol straordinario come quello di Forte, che è di un'altra categoria. Adesso ci arriviamo a Forte Patanè, perché non te ne esci così in maniera limpida e così serena, assolutamente no. Concludo Sì? descrivendo il gol di Forte, che anche questo è un gol di grandissima fattura, perché c'è il rinvio di Dini, la spizzata di Lunetta che di testa anticipa il difensore avversario, Lunetta alle molle va su tantissimo, attacca la profondità Forte, sfrutta l'errore di Golemic, lo stop di esterno sinistro è perfetto, orientato a calciare poi di sinistro, buca la porta perché neanche guarda il portiere, buca la porta. Questi sono i gol di questo attaccante, gli ho fatti vedere tantissimi ad Angelo, gli ho fatto vedere tutti i gol che aveva fatto negli anni precedenti, sono tutti gol dentro i 16 metri. Questa è la forza di questo ragazzo che merita questa soddisfazione, perché anche ieri ha fatto un lavoro per la squadra incredibile. Se prima non aveva una brillante condizione fisica che non gli consentiva di andare sempre al tiro e di rendersi pericoloso, ora l'ha raggiunta e sta tornando ai suoi livelli di qualche anno fa. Allora, siccome Patanè è ancora sospeso, fra poco tornerà a parlare della partita, il giudizio sull'arbitro sintetico, Max.
No, prestazione molto molto positiva da parte dell'arbitro veneto. Ieri abbiamo assistito veramente a un arbitro di categoria superiore. Secondo me, al di là delle scelte giuste fatte per quelle che sono visibili, provvedimenti disciplinari, provvedimenti tecnici, per chi ha l'occhio un pochettino più clinico come posso averlo io, la cosa che mi ha impressionato in più in questo arbitro sono state le non scelte fatte, cioè i non fischi fatti, i non provvedimenti presi, che a questo livello qua, a livello di Serie C, ieri poteva essere una partita che poteva finire con 7-8 ammoniti e che in realtà è finita per me con 2 ammoniti, perché poi come vedremo 3 ammoniti sono casualità che purtroppo ha dovuto prendere provvedimenti. Un arbitro veramente che sicuramente vedremo in altri palcoscenici in futuro. Benissimo, grazie Alessandro, da te ci arrivo anche dopo. Giulia, ripartiamo da te dopo la pubblicità, ci dobbiamo fermare, ricominciamo dopo e riabiliteremo anche Angelo Patanè al nostro tavolo, visto che ci ha omaggiato anche di un dolcino, così ci ha addolcito a tutti. Ottimo questo. Ottimo, ottimo veramente. Ci fermiamo, a fra pochissimo. Allora, subito andiamo dalla nostra Giulia, così diamo voce ai nostri amici che ci seguono da Il piatto casa. è più vuoto, eh? Vabbè. Giulia. Vincent, toscano spesso criticato, ha trovato la quadra. Sono 3 partite che il Catania concede pochissimo, squadra unita e anche compatta. Difesa ottima, centrocampo finalmente decisivo, attacco cattivo, 2-0 senza storia e potevano essere anche di più. La squadra è comunque in crescita, avanti così partita dopo partita. Da Michele. Toscano è riuscito a relegare Caturano come terza scelta, ma... Stava male. Esatto. Ieri Toscano a fine partita ha detto che possiamo ballare con tutte, ma voi ve lo immaginate di tacchio col tutù? Forza Catania da Salvo. Prestazione convincente, gol favoloso di Cicerelli e bravo Forte che sta venendo fuori al di sopra delle aspettative. Forza Catania, Salvo da Giarre, abbonato Tribuna A. Buonasera da Michele Curva Nord, volevo sapere come sta Patanè dopo il gol su punizione di Cicerelli. Patanè, come stai? Bombola d'ossigeno e vado bene. Se vogliamo andare in B, dobbiamo subito dimenticare la vittoria con la Salernitana, pedalare ed andare avanti ed iniziare da domenica con il Benevento. Ci vuole umiltà, forza Catania da Gaetano. Un saluto a tutto lo studio, grande Catania, bravi tutti nel preparare ed affrontare la gara. Ci avete fatto vivere una bella domenica. Tommy da Lineri. E ancora Nicolosi, Carmelo 59 da Nicolosi scrive: finalmente si è visto un Catania cosciente della propria forza e voglioso di prendersi 3 punti e fare valere la forza della tifoseria del Massimino. Ma Caturano è venuto a Catania per passare le festività natalizie con i suoceri? Si chiedono. Non stava bene. Ciao Giulia, ciao. Un Catania che da tanto tempo non si vedeva, un Cicerelli coraggioso e sicuro di sé, finalmente un Catania degno dei 20.000 tifosi. Catania, dimostrazione di forza, Giulia sempre più brava e Patanè, icona rossa-azzurra. Giovanni da Mascalucia, grazie. Ci fermiamo comunque. qui Giulia un attimo, allora riprendo da Alessandro Vagliasindi, poi andiamo da Angelo Patanè. Intanto una notazione, oggi si è aperta la prevendita per Catania e Benevento, sono già esauriti i biglietti per Curva Nord e Curva Sud e c'è pochissima disponibilità per la tribuna inferiore, quindi in poche ore praticamente già mezzo stadio, più di mezzo stadio è pieno. Questo per capire anche l'effetto domino che genera una vittoria come quella di ieri. Tornando al ragionamento sul momento del Catania, io dico che questo Catania 2025-2026 Ci sei? no, c'era... Copiano, Sì. copiano, capito? Questo Copiano. Catania 2025-2026 finora ha giocato col 3-4-3 perché ha fatto 3 vittorie all'inizio, 4 partite senza vittorie e è tornata con 3 vittorie di fila in quest'ultima fase. Dov'è la verità? Io penso che nelle prime 3 vittorie e in queste ultime 3 Toscano ha potuto lavorare su un organico quasi al completo. In quelle 4 partite no. Quindi io credo che la differenza sia da rinvenire appunto nella falcidia di infortuni che si è verificata prima di Cosenza e a seguire, e con una crescita da un punto di vista atletico evidente di questa squadra. Cioè, oggi la squadra ha una prestazione da un punto di vista fisico costante e addirittura in crescendo nell'arco dei 90 minuti e non ci sono più contrattempi di altra natura.
all'interno della partita. Quindi credo che questo Catania, la notizia più importante stia nel fatto che ha ancora dei margini di crescita, perché ieri Aloi ha fatto una ventina di minuti, ieri abbiamo intravisto Rolfini, che è sicuramente un giocatore che potrà tornare molto utile al Catania, non abbiamo visto praticamente ancora Caturano, quindi fate voi le riflessioni conseguenti per capire qual è il margine di crescita che ha ancora questa squadra. Sentiamo allora Angelo Patanè. La partita di ieri aveva una grande emotività di base, il ritorno di Roberto Inglese, il ritorno di Fagiano, la voglia di rispondere sul campo da parte di Pastore, da parte di Toscano, da parte del gruppo rossazzurro, che aveva anche un istinto naturale a dare il meglio di sé. E la partita di ieri è stata in fondo il frutto anche di questa grande emotività che ha accompagnato la preparazione di questa partita. Lo sarà, secondo me, anche la prossima partita, quella contro il Benevento, contro la formazione di Gaetano Uteri. Ma ieri in realtà è stata una partita disegnata in maniera perfetta, era il motivo principale per mettere un po' a tacere chi riteneva che il bel gioco non appartenesse a questo gruppo e a questa squadra. In realtà il bel gioco, quando si può fare, quando affronti formazioni che ti permettono un fraseggio corto, una squadra particolarmente votata anche alla velocità di esecuzione, il Catania ha dimostrato di saperlo fare. 2 gol spettacolari che raccontano anche di un livello che in questa squadra, in questo campionato, reputo non abbia nessuna squadra, e quindi è d'obbligo l'inseguimento alla prima posizione in classifica. Nel racconto corretto e coerente che ha fatto Alessandro rimangono quei 4 vuoti di quel periodo particolare e quella somma di infortuni. Dobbiamo anche dire che il Catania nel corso di questo tragitto ha migliorato alcuni aspetti, ed è di tutta evidenza, ha inserito delle nuove professionalità, ed è di tutta evidenza. Avevamo anticipato la settimana scorsa che stava per essere ufficializzato l'arrivo di un fisioterapista di spessore, Agostino Alessio, ed è arrivato. Per anni è uomo di fiducia di Roberto Mancini, ha lavorato con Mancini. Però Alessandro, in nessuna tutte le bacchetta avventure magica. No, per carità. Tutto nasce da una maturità che ha raggiunto questa squadra, l'allenatore, il tecnico, i fisioterapisti, i medici. Certo, rimane l'alone di mistero che accompagna Caturano. È vero che Alessandro continua a dire infortunato, il mal di schiena. Io, Alessandro, quando ho un mal di schiena... Vedi, ha avuto una sciatalgia. Ok, Alessandro, però fammi finire. D'accordo, questa è la fonte corretta, ufficiale, ma se io ho una sciatalgia mi fanno una volta e in 20 minuti di partita la riesco anche a fare. Si è riacutizzata nella fase di riscaldamento di ieri. Mi faranno 2 volte, ci credo poco alla sciatalgia. Poi ci sono voci comunque ufficiali, la sciatalgia ce la prendiamo. Io ho visto giocatori, e anche tu, che hanno giocato con infiltrazioni, hanno giocato con febbre a 40. Non reputo che una sciatalgia, che voglio dire è un dolore al fondo schiena, a volte all'anca, roba da qui. Non c'è Allora motivo di andare a forzare in questo momento. D'accordo, e allora non è Tafazzi? No, ma non c'è motivo, dice bene Carlo, non c'è motivo di forzare Caturano in questo momento. Quindi non reputo che sia una... Esatto, ci sarà tempo, quindi non è il tempo. Vincevi 2-0, hai un Roffini che nelle condizioni... Adesso faccio il provocatore, ma sarebbe stato meglio non convocarlo allora Caturano? No, così giustificavi che non era in grado di giocare? Li convochi tutti, così come correttamente continua a fare Toscano. Una trasmissione a corner l'abbiamo pure detto. No, ci sono giocatori che hanno bisogno anche di stare vicino alla squadra e quindi è giusto, corretto, coerente. Poi non è giusto rischiarlo in una partita che stai vincendo 2-0 per fargli giocare 20 minuti, ma non è certo l'ombo sciatalgia. Ragazzi, con un cerotto, una Voltaren e qualche piccolo antidolorifico. Ma tu questo forte lo metteresti in discussione? Cosa? Questo forte, no. Francesco, lo metteresti in discussione? Francesco Forte mi ha ascoltato. Francesco Forte. Dicevi lunedì scorso Caturano e meglio Pelé, giocare per forte. No. Allora, Caturano, sulle statistiche e sui numeri che raccontano le ultime stagioni di campionato, è il capocannoniere di questo girone e quindi Caturano per me deve giocare.
poi un Caturano che è al 100%. È forte Francesco, che ne fai? Devi giocare pure. È un pacco. No, ti ha spiegato già tutto quanto, anche il tecnico toscano. Chi mi vieta di poter giocare con Caturano è forte. Posso anche provare questa soluzione. Ieri Forte ha dimostrato di fare un gol che non si vede in queste categorie. Carlo lo ha disegnato perfettamente sotto un profilo stilistico e tecnico, è quello che io chiedevo a un giocatore come Forte, non solo fare sportellare. Padane, hai recuperato oltre ogni misura. Ho la adesso, soluzione, ho la soluzione. Qual è la soluzione? Il Catania deve giocare a 2 punte, così non litighiamo più. Questo mi sembra Toscano ci arriverà. una buonissima soluzione. Torno di nuovo dalla nostra Giulia, così diamo altri messaggi, poi facciamo la pausa e andiamo a vedere un po' di episodi della partita di ieri, soprattutto quelli da Moviola con Max. Giulia. Gabriel, il segnale è stato già importante domenica, la prossima potrebbe esserlo ancora più forte, ma il segnale più potente dell'anno buono sarà ritrovarci a Natale nei primissimi posti. Nella storia le promozioni del Catania hanno sempre avuto questa costante. Sono Giovanni Sessa, stasera le pagelle le faccio io, un 10 al mister, un 10 alla difesa, un 10 al centrocampo e un 9 all'attacco, tutti grandi. Ti deluderò, Giovanni, mi dispiace. È vero. Sono Santo da Zafferana. Cosa ne pensate dell'approccio della partita di ieri? Un saluto e un abbraccio. Ottimo approccio, determinante direi. Sotto col Benevento. Ora il Benevento è più squadra della Salernitana. La partita con il Benevento sarà la vera prova del 9. Sono d'accordissimo. Non sono d'accordo. No. E infatti qui c'è un messaggio che dice... Per forza litigare, ormai abbiamo... Al momento i numeri in trasferta dicono che il Benevento è peggio della Salernitana. Eccolo il messaggio, eccolo. C'è questo messaggio appunto: no Patanè, no parti, vogliamo le litigate con Vagliasini. E arrivano quindi subito, guarda. accontentato. No, perché ora abbiamo vinto con la Salernitana, tutti a metterci il pannolone Pampers per il Benevento. No, Benevento è una squadra che in casa ha macinato 5 vittorie su 5, fuori casa ha avuto un pareggio, 2 sconfitte, tutto sommato è una squadra, non dico abbordabile perché non ce n'è abbordabili, però io non mi comincerei a fasciare il capo Non prima. sono d'accordo. No. Padane, vieni da una, diciamo, squalifica. Rispondevo Sei al test. praticamente non in sono sfida, d'accordo. devi fare attenzione. Però è normale. Devi fare attenzione. Caratteristiche È normale, non bastano più i dolcini è la normale che prossima volta, normale che Quaini ha 24 ammonizioni e non salta una partita, io alla terza ho fatto. Non è la terza, siamo stati buoni nelle prime puntate. Per caratteristiche degli esterni d'attacco il Benevento è la squadra peggiore per il Catania. Per le caratteristiche degli esterni d'attacco. Non solo i titolari, ma anche i rincalzi. Della linea difensiva del Catania. Non ha il ancora Catania avuto è una prova, è il un crash test come quello che avrà il domenica. peggiore cliente che il Benevento può avere è una linea difensiva del Catania che è la migliore di questo Io non campionato. sto dicendo che il Catania non può battere il Benevento, me ne guarderei bene, anzi sono fiducioso, ma come livello di difficoltà, secondo me, la partita di domenica è più difficile di quella di ieri. Se la devono porre il problema a Benevento, non a Catania. Assolutamente. Allora, sì. restate tranquilli, Giulia, tu resta lì Sì. perché fra poco torniamo anche Sempre con te. qui. Ci dobbiamo fermare, altra sosta e poi continuano le litigate tra... Anche perché devo farvi vedere una grafica molto interessante. Dopo la vediamo la grafica. Ok. Fra pochissimo, restate insieme a noi. Torniamo in studio a Corner. Allora Alessandro, prima di vedere gli episodi della Moviola c'è una grafica che dobbiamo attenzionare. Sì, la regia ce la E non propone. mangiare- e non mangiare più No, cioccolatini. promesso. Che litighi praticamente in però- diretta con però Padane e poi poi mangi si però la addolcisce, cioccolata di si Padane. Non va addolcisce, bene si così. Promesso. Promesso. Però io vi premio con questa grafica per riempirvi gli occhi. Ecco. La crescita del Catania nelle ultime 4 giornate è la squadra che ha fatto più punti del girone, 10. Seguono Casertana e Benevento, che sono in ordine inverso le prossime 2 avversari del Catania. Prima verrà il Benevento a Catania e poi il Catania andrà a Caserta venerdì della settimana successiva. Vedete a destra la precisazione riguardo il numero di partite che queste squadre, alcune di queste squadre hanno giocato tra casa e trasferta nelle ultime 4 giornate. Quindi Catania 10, Benevento e Casertana 9, Salernitana, Cosenza e Casarano 7, Crotone 6, Potenza 5, Trapani e Monopoli 4. Queste diciamo le squadre di livello più alto che il campionato sta esprimendo. Importante, oltre ad aver battuto la Salernitana,
aver guadagnato punti Scivoloni su interni. Crotone, Casarano e Cosenza. È stata una giornata quasi perfetta, eccezione fatta per la vittoria del Benevento, perché il Catania ha fatto veramente l'unplane su tutte, e questo si traduce ovviamente non soltanto nel fatto che la vetta ormai ha una lunghezza di distanza, ma che il Catania adesso vanta 4 punti sul Crotone e 5 sul Cosenza, che a mio avviso sono delle squadre assolutamente Scivoloni temibili. interni, tra l'altro, No, il Cosenza ha pareggiato fuori casa e il Crotone ha perso in casa. Sì. Quando il Crotone tre partite che ha perso, l'ha perse tutte in casa. Tutte in casa. Sì, clamorosamente, perché col Monopoli tra l'altro ha giocato a una porta, il Monopoli ha fatto un'azione e ha vinto. Per legare questo ragionamento alle partite che aspettano il Catania, vediamo subito il calendario, così facciamo così in fretta. sappiamo Vediamo il anche calendario, qual è il programma e le prossime 4 giornate, e Giulia ci dice quali sono le partite. Questo è il calendario delle prossime partite del Catania. Si comincia domenica 26 ottobre alle 14:30 con la sfida al Massimino contro il Benevento. Poi venerdì 31 ottobre in notturna alle 20:30 trasferta sul campo della Casertana. Si torna in casa domenica 9 novembre ancora alle 14:30 per affrontare il team Altamura. Infine sabato 15 novembre, altra trasferta, il Catania sarà impegnato sul campo del Casarano. Allora, abbiamo visto anche il calendario per quanto riguarda il Catania. Adesso Niente male, dico, questo calendario. È un calendario perché importante. ci porta di fronte alle 2 prime di questa classifica, di questo campionato, 2 partite che il Catania, una l'ha giocata in casa, la seconda giocherà in casa, poi si va a Caserta, che è un altro campo particolarmente difficile. Di venerdì. E poi, serale, fra le altre poi cose. tutto sommato il campionato, il cammino del Catania comincia in una fase di pianura rispetto a queste che sono partite. Ancora da giocare col Crotone, chiaramente da qui alla fine del girone d'andata. Però si incomincia a entrare comunque in una fase del campionato importante, scontri no? diretti, perché gli scontri diretti al vertice gli altri non li hanno ancora fatti. E quindi ancora ci sarà Benevento Salernitana. C'è tanta strada da fare. È Allora, tutto un contesto non indifferente. apriamo questa pagina del Boviola. Sono 5 episodi, Max, che abbiamo messo insieme. Partiamo con il primo, che è l'ammonizione. Io partirei da un dato. dimmi. È stata una partita dove non c'è stata nessuna chiamata FVS. E questo è Quindi può sembrare una singolarità, partita. permettimi, Prego. Permettimi una singolarità, perché in altre partite ieri si sono viste chiamate magari senza motivo. Adesso, analizzando gli episodi, ci poteva essere anche un episodio dove il Catania poteva richiedere l'FVS, ma che secondo me ha fatto bene a non chiederlo, perché rivedendo bene le immagini, lo vediamo subito, è l'intervento e l'ammonizione di Capomaggio. Se la regia... Eccola qui, guarda. Ma l'arbitro è vicinissimo. L'arbitro è vicinissimo, il che non è una cosa positiva, cioè nel senso, a volte l'essere troppo vicino non ti permette di apprezzare proprio. Però guarda dove è l'arbitro. Allora, qua c'è un elemento fondamentale che incide su questo intervento e che potrebbe indurre l'arbitro a prendere un altro tipo di provvedimento. Faccio una premessa: l'arbitro è bravissimo, legge con immediatezza. Guarda, questo è il momento. Legge con immediatezza la tipologia di intervento. Comprende bene, mette subito la mano al taschino destro dove lui ripone il cartellino giallo e provvede subito a fare l'ammonizione. Questo per togliere qualsiasi tipo di dubbio. L'arbitro bravo, l'arbitro di qualità, l'arbitro esperto in questa situazione prende il provvedimento giusto, perché riesce a decifrare con esattezza il perché di quel tipo di intervento. L'intervento di Capomaggio è enfatizzato dal fatto che scivola con entrambi i piedi, prende velocità e sembra quasi che faccia un intervento a tenaglia. Non c'è cattiveria, c'è imprudenza, è giusta l'ammonizione e quindi è corretto non prendere il provvedimento di espulsione. I tacchetti non sono esposti, entrambi i piedi sono verso il terreno di gioco. Torno a ripetere, la velocità può far credere, può far pensare a un tipo di intervento disciplinare diverso, ma io condivido in pieno e condivido anche la scelta del Catania di non richiamare l'FVS, perché sarebbe stata una card persa, perché questa, rivedendola, ti fa capire ancora meglio ciò che ha visto l'arbitro bene in diretta. Un altro arbitro avrebbe estratto il rosso. Rispetto qualche arbitro di questa categoria qua ci sta, che in casa col tipo di intervento e quant'altro, poi dopo quando torni a casa, posso, vi dicevo prima, l'arbitro di qualità,
Questo, ragazzi, è un arbitro di qualità. Questo è un arbitro che ieri ho ricevuto messaggi scritti da persone e personaggi che hanno assistito alla partita del Catania, va bene, persone che stanno anche in certe sfere arbitrali, e hanno proprio dato un messaggio ben chiaro. È stato un piacere vedere arbitrare questo ragazzo, del quale io avevo fatto tra l'altro anche una presentazione abbastanza positiva con delle prerogative importanti. Mai un'espulsione durante Mai la un'espulsione in 28 gare di Serie C, non ha mai combinato un'espulsione. Vi vorrei far notare la tranquillità con la quale arbitra, la grande preparazione atletica, la precisione tecnica, e mai non è risultato mai banale ed elementare nelle sue decisioni. Fine partita ha detto tra l'altro bravi. Bravi 3 volte agli assistenti, al quarto uomo e ai suoi collaboratori. Autodesignazione per Catania Benevento? Allora, autodesignazione per Catania Benevento. Allora, Catania Benevento è una partita difficile, come diceva Angelo, rispetto a Salerno. Io, il designatore, secondo me, siccome è una persona abbastanza esperta, Daniele Orsato, l'ha capito che comunque tra Catania Salernitana e Catania Benevento sono 2 partite entrambe difficili, ma con un coefficiente di difficoltà all'interno della difficoltà diverso. Benevento, secondo me, per tipologia di gioco è più difficile come partita da arbitrare. Sarà una partita molto intensa, molto veloce. Agonisticamente, secondo me, avremo anche degli spunti maggiori rispetto a Salerno. Ci sarà un arbitro, secondo me, di esperienza. 2 sono le scelte che può fare: o un arbitro di esperienza, un quinto anno che ha capacità di personalità e tecniche per poter dirigere questa gara qua, oppure Mastro Domenico un terzo. Mastro Domenico è uscito in Virtus Verona Pro Patria ieri, non so se possa fare il raddoppio. Non escluderei. Io ho un arbitro nella testa che sta facendo molto bene e ha fatto diverse buone partite in questa inizio stagione, che è Gianquinto di Parma. Questo era il primo episodio, adesso andiamo al prossimo. C'è l'ammonizione a Ditacchio. Allora, sull'ammonizione di Tacchio io inviterei tutti quanti ad analizzare. Avevo chiesto alla regia se preparava le immagini da quando parte l'azione da quando parte l'azione di costruzione della Salernitana, perché ci sono ben 2 falli, uno nettissimo di Gherardi. L'arbitro è bravo a far continuare. C'è il secondo intervento di Di Gennaro, quindi 2 difensori su 3 della linea difensiva completamente fuori zona. Se non c'è il recupero di Tacchio, c'è il rischio dell'imbucata a sinistra, cioè il giocatore largo della Salernitana, che avrebbe tagliato in pieno la difesa. Guarda là, mi ricordo, sono saltati sia Di Gennaro che Gherardi. Mi ricordo perfettamente, perché la posizione di Ferraris era una posizione ibrida e quindi non tutte le volte i braccetti riuscivano a pressarlo bene. In questo caso è uscito leggermente in ritardo Gherardi, è stato bravo Ferraris. È rientrato Casasola, bravissimo a rientrare Casasola sulla linea difensiva. Guardate Casasola che va su Ferraris in buca per Inglese, che supera la marcatura del diretto avversario, e Casasola va subito a coprire a Ferrari. Giallo giusto. Posso aprire giallo giustissimo. Questo è il classico giallo per Spa, per un'importante azione di gioco, perché abbiamo 2 difensori dei 3 della linea difensiva che sono completamente tagliati fuori e completamente saltati. Posso aprire una brevissima parentesi? Che sia breve, Alessandro. Sì. Roberto Inglese ieri praticamente è stato un fantasma, ma non ci dimentichiamo, l'anno scorso in alcune partite cruciali Roberto Inglese ha fatto il fantasma, per esempio a Pescara, gara d'andata Catania-Pescara. Nelle partite cruciali Inglese ha fatto quello che ha fatto ieri. Quindi prima di dare un valore assoluto ai giocatori solo perché lasciano Catania, e lo ha fatto sicuramente in maniera indecorosa, valutiamo bene poi tutto quello che questo giocatore fa nell'arco di una stagione, perché non bisogna ricordarsi solo dei gol, ma bisogna ricordarsi delle prestazioni nei momenti chiave. Chiudiamo la parentesi. Perle di saggezza. Bene, adesso vediamo velocemente un episodio determinante, che in quella zona del campo non si può pensare che possa essere determinante. Invece con un giocatore come Cicerelli tutto può essere, e qualsiasi zona del campo può diventare determinante. Ma questo è fallo, Max? Allora, questo qua io non l'abbiamo messo perché vorrei far notare che questo body check, visto al rallentatore, premesso l'arbitro è molto vicino, guardate l'atteggiamento dell'arbitro, l'arbitro aspetta e fischia un attimo in ritardo, vede un attimo come si sviluppa l'azione. Allora,
Premesso che le condizioni per fischiare calcio di punizione ci stanno tutte, perché poi gli arbitri tendenzialmente quando c'è uno scontro tra due giocatori viene premiato soprattutto chi cade per terra. Però se analizziamo con un minimo di onestà intellettuale questo tipo di intervento, guardate con quale veemenza e con quale fisicità Di Tacchio entra sul pallone arrivando in anticipo, ma con tutto il suo corpo rimbalza sul tascone e cade per terra. Quindi la caduta di Tacchio è più legato allo scontro, al body check che lui provoca sul corpo di Tascone, e riesce Tascone a rimanere in piedi, invece lui rimbalza e cade per terra. Posso essere malizioso? Un paio di minuti prima c'era stato un intervento di Inglese su Celli e l'arbitro non l'ha fischiato. Non l'ha fischiato, Gli può essere condizionato, sì, perché lui, allora, io ho detto in trasmissione che Poli è un arbitro che tende molto a far giocare, quindi lui prima di fischiare aspetta sempre se l'azione si svolge. Ci sono state 4-5 situazioni dove lui ha aspettato. Nella situazione secondo me di Celli lui ha perso l'attimo su una situazione netta al limite dell'area di rigore del Catania, c'era un fallo netto di Inglese, lui lascia correre, va bene, l'azione poi rimane in possesso a Salernitana, quindi non c'è nemmeno un vantaggio per il Catania. Questo refuso gli rimane un pochettino nella testa e secondo me questo fatto, essendo avvenuto proprio qualche secondo dopo, l'ha indotto a dire non voglio calcare troppo ed intelligenza arbitrale. Andiamo a vedere l'ammonizione di Quaini. Sì, questa è un'ammonizione che già ieri avevamo commentato come... Velocemente, classico fallo di Quaini nella solita zona di campo, nella stessa zona di campo, con la stessa modalità, in una stessa tipologia di azione che ha fatto con il Siracusa. Su Ferraris. Non mi venisse a dire che cerca il pallone, con il braccio indica il pallone, quando il pallone il giocatore della Sanità lo sposta. Ale deve capire che questi tipi di interventi in determinate situazioni, una situazione dove c'è il gioco che viene costruito, lui entra con un piede ed è sempre fortunato il fatto che non entri mai con il piede veramente con i tacchetti esposti, perché rischierebbe l'ammonizione. Io vi vorrei fare una riflessione, poi è un dato che analizzeremo e lo vedremo. Voi contate i falli che fa Gherardi in una partita e non prende mai un'ammonizione, è talmente intelligente ed è talmente scaltro, talmente furbo, che fa talmente tanti falli, ma non di quelli plateali. In questa categoria qua, gli arbitri che leggono la reiterazione dei falli non ce l'abbiamo. L'arbitro punisce l'evento, la singolarità dell'evento in quella situazione, lui entra col piede. Quaini secondo me gli hanno messo il timbro, quindi sicuramente prenderà ammonizione tutte le partite perché queste saranno suentrate, mentre Gherardi è uno che fa il fallo e se ne va via, fa il fallo e se ne va via, fa il fallo e se ne va via. Posso dire una cosa, Alex? Mi sta bene che Quaini prenda un'ammonizione a partita piuttosto che faccia questo tipo di prestazione. Tutte le prestazioni di Quaini sono sopra la sufficienza. Però sta bene che prenda, fa niente. Sì, Cioè, sarà sostituito quando ci sarà Quindi squalificato. serve per... Serve, Quaini serve. Oh, benissimo. Quaini in mezzo al campo. Il pragmatismo di Carlo. È un punto di vista diverso, mentre Max ha praticamente una visione regolamentare e l'energia di Quaini serve in mentre mezzo al Carlo campo. invece osserva magari l'utilità. Ti voglio che posso- quando non lo puoi sostituire e quando si prende un doppio giallo ti lascia in 10. No, il doppio giallo. Dopo ti faccio... In questo Infatti l'ho momento magari c'è cambiato, abbondanza e il dopo doppio giallo un si po' può l'ha evitare. cambiato. C'è l'ultimo episodio della Moviola, Sì. Max. Questo Sì, è un altro cartellino che si poteva evitare. Io, Guarda, perché abbiamo perché ho parlato di 5 ammonizioni di cui 3 potevano essere evitate da parte dell'arbitro, ma che ha fatto bene a farle? Perché una è l'ammonizione di Forte perché si toglie la maglietta, la seconda è quella di Quaini perché comunque Quaini se non avesse questa esuberanza nel fare falli si poteva evitare, e il terza ammonizione è questa qua, perché noi qua guardate l'arbitro come interviene subito, chiama subito Celli. Vabbè, ma la causa di tutto è Quirini che va a fare Ecco, questo adesso fallo lo vediamo, gratuito. guarda, questo Quindi vede sì, benissimo. è Quirini che fa il fallo. Allora vi spiego un attimo, qua l'atteggiamento provocatorio non è tanto il body check che Quirini fa e che non si possono smaterializzare e quindi si contrastano, ma è il modo in cui va via Quirini, come dire a me non me ne frega niente che ti ho fatto fallo, me ne sto andando. Questo dà fastidio, indispone i giocatori del Catania, dove chi c'è? D'Ausilio, Gherardi riescono a mantenere un certo tipo di Questo atteggiamento. è anche un Celli. grande segno di coesione da parte del gruppo, perché Sì, tutti c'è il quanti gruppo, vanno a difendere c'è il gruppo, tutti il quanti, proprio compagno. bravo, bravissimo. Quindi è un grande segno. Però Anche secondo me questa è una munizione che Celli si poteva risparmiare, perché come ha fatto Gherardi, come ha fatto Casasola, come ha fatto D'Ausilio, come ha fatto con l'altro giocatore, andavano lì, mettevano un po' di pressione ma finiva lì, ma le mani a posto. Max, perfetto nella disamina come sempre, però
quella è un'ammonizione che forse all'arbitro manca. No, secondo me non ci sono gli estremi per l'ammonizione, perché Guarda che Ma anche l'atteggiamento conta, Max. non è un non body è check soltanto semplice. il fallo su Dini, ma è l'atteggiamento irridente con cui lui si allontana allora, dall'area di se mi rigore. parli dell'atteggiamento sì, se mi parli del fallo no. Max, se mi parli del fallo è no. fuori tempo, di spalle, cerca il contatto con l'avversario, non cerca più il pallone perché è fuori alla portata e quindi non frena lo slancio, si gira di spalle Domanda. e ritorna. Per me quello Perfetto. è giallo. Domanda, rinvio da parte del portiere, due giocatori saltano nella stessa maniera, vengono a contatto, l'arbitro fischia da ammonizione? No. Bah, ti sei risposto da solo. Benissimo, allora abbiamo visto tutti gli Io episodi da posso Moiola. dire che Ma nell'atteggiamento quello di sì, Quirini quello sì, c'è quello sì. tutta la frustrazione di una squadra che pensava di avere l'aura dell'invincibilità e che si accorge al cospetto di una rivale di non essere superiore al Catania. Frustrazione si chiama. Bene, grazie, ci fermiamo qui, abbiamo chiuso con la Moviola, ripartiamo fra non molto anche con i messaggi da casa. Tutto questo fra pochissimo. Allora, di nuovo in studio per Corner, torniamo da Giulia. Massimo da Palermo. Complimenti da Palermo, pubblico da A. Speriamo per voi sia l'anno buono per un ritorno al minimo sindacale per la piazza che è la B. Complimenti anche per la trasmissione, competenza e ironia vi contraddistinguono da anni. Forza Sicilia, questi sono i messaggi, quelli belli. Temo meraviglia, che che meraviglia. il ricongiungimento toccando ferro non avverrà perché il Palermo andrà in Serie A. Questo è un mio pronostico. Perché il Palermo quest'anno è Tutte le molto, carte, molto tutte- quadrato. Ci stiamo divertendo sia a Catania che a Palermo Sì, e sì. poi magari tra 2 anni ne riparliamo, così li raggiungiamo, speriamo. Perché no? Bravi. Questo è il giusto atteggiamento per passare alla categoria che a Catania sta molto stretta. 19.000 persone meritano la A. Forza Catania, Patanesi un numero 1. Domenica saranno 20.000, c'erano ancora dei vuoti nelle tribune, anche perché domenica arriveranno anche i tifosi da Benevento. Sì. È stata aperta la possibilità. C'è il della rispetto vendita tra le due tifoserie. della vendita dei italiani con la tifoseria di Benevento, saranno mi pare 1.700 italiani che sono stati messi a disposizione, quindi vedremo non Stadio soltanto tutto pieno. non solo stadio di 20.000 che a questo punto ci saranno a Catania, ma ci saranno anche i 1.700 che poi diventeranno magari qualcuno in più, 2000. esatto, 2.000 tifosi di Benevento, e sarà proprio per questo motivo un evento da ricordare comunque vada. Torniamo di nuovo dalla nostra Giulia. Sì. In questo momento abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa e non è un caso quest'anno è Serie B. Un saluto dall'amico della Scala. Ancora è prestino, però insomma ce lo auguriamo. Ancora un paio di messaggi. L'appetito viene mangiando, avanti così non è punto di arrivo ma solo l'inizio della sperata promozione. Siamo a meno di un terzo del campionato, dobbiamo percorrere una strada molto lunga, dobbiamo mantenere i nervi saldi, sia nel momento in cui ci esaltiamo per le vittorie come quella di ieri, e ricordarci magari questo momento quando Arriverà qualche momento più difficile. Potranno capitare, e lì vorrei che non uscissero fuori i franchi tiratori che sono sempre pronti dietro l'uscio, dietro le tendine. Ma quelli sono franchi tiratori. Sono franchi. Però Sono lì per questo. L'ultimo messaggio di Giulia. Allora, ci manda un saluto intanto Ivana Napoli che sicuramente ci sta seguendo e la salutiamo. Ci arriva anche un saluto dal Canada e vi salutiamo tutti e grazie perché ci seguite. mi sembrava che fino a c'è Ivana Spagna, sarebbe Ivana stato Spagna. No, Ivana Napoli. Possiamo salutare mentre ci siamo Lorenzo che ci scrive da Oslo in Norvegia. Visto Ecco, che ci mentre siamo di saluti, sì, perché sono Canada, tanti, Norvegia, poi li voglio dire. perdo. Là dovrebbero essere al buio già da parecchio da qualche settimana. Allora Giulia, Sì, ci fermiamo ci qui fermiamo. un attimo con te. Torniamo alle grafiche, Alessandro, che dici? Cosa facciamo vedere? Sì, andiamo a vedere il quadro dei marcatori stagionali aggiornato alla partita di ieri. Vai Sì, Giulia. andiamo a vedere i marcatori stagionali del Catania. In testa c'è Lunetta con 6 gol, seguito da Forte con 4 reti, di cui una su rigore. Poi Gherardi con 3 gol come Cicerelli, che però ne ha realizzati 2 su rigore. A quota 1 rete troviamo Aloi, D'Ausilio, Donnarumma e Jimenez. Per dirvi qualcosa in più, ma lo approfondiremo meglio nell'ultima parte della trasmissione, il Benevento ha 8 salvemini, 5
e Manconi. Esattamente. Però Quindi... Alessandro, proprio per non voler anticipare quello che potrebbe essere un duello nostro finale, ti dico che guardando quella statistica dei marcatori del Catania, ti ricordo che lì in mezzo non ci sono soltanto gli attaccanti. In quella statistica che avete visto aggiornata, La rivediamo. ci sono attaccanti, ci sono trequartisti, ci sono centrocampisti, ci sono difensori. Mario Ierardi 3 gol. Se guardi invece la classifica dei capocannonieri del Benevento, Salvemini ne ha fatti 8, sono tutti attaccanti, Manconi, Mesta, il gioco di Mesta, Auteri Mignani. da risalto soprattutto. Pierozzi non è un attaccante, è un esterno di centrocampo. Sì. Però comunque lavora sempre sulle corsie. Diventa quindi una formazione che segna, ha segnato parecchio, ma segna anche con dei riferimenti certi. Il Catania La chiave anche tattica, caro Angelo, è le due catene esterne Destra e del sinistra. Benevento, quindi Pierozzi, la Mesta a destra, Ceresoli, Manconi a sinistra. Ma anche i braccetti spingono tanto, Alessandro. Sì. Riusciranno gli esterni del Catania e i due trequartisti, Cicerelli e Lunetta o chi per essi, a allineare i movimenti su queste catene e renderle inoffensive? Ti ricordo che le catene chiaramente della questo è il punto di Ma domanda. anche le catene Un della altro Salernitana. punto? Scusami, Un altro- Carlo, prego. ma racconta le catene della Salernitana fino alla settimana prima del giorno in cui abbiamo... Sono due modi di interpretare il calcio Però diversi. La Salernitana perché- gioca con 2 punte e il 3/4, e calcio Auteri è soprattutto su i campo braccetti non aperto. spingono della Però Salernitana. Calcio del Benevento è a campo aperto. Lì però è un Cioè, Benevento centrocampista a spingono Salerno, tutti, è un si buttano tutti centrocampista che dentro. fa 3/4 di squadra, che fa gol, che diventa l'ispiratore delle manovre. È un tema tattico diverso da quello di È domenica. lo scontro tra due filosofie diverse, il pragmatismo di mister Toscano e un po' il narcisismo di mister Auteri. Che meraviglia, Proprio questo. Hai visto la sintesi? Padanè, la sintesi. È diventato un poeta. Padanè, questa è la sintesi. Cosa Carlo, abbiamo altre quando grafiche da frequenti vedere? conosco Possiamo, bene Gaetano, possiamo quindi addentrarci un nelle po'. È un pagelle. esteta del se siete calcio. Allora facciamo d'accordo. così, E vediamo poi- le pagelle, sì. prima il migliore, poi le pagelle E poi mi sono arrivati dei rivediamo. messaggi che vogliono rivedere La Cipriani, facciamo rivedere, Cicerelli. la facciamo rivedere, dai. Andiamo alle pagelle. Andiamo alle pagelle e andiamo al migliore che stavolta è cambiato perché è lui, Emanuele Cicerelli con voto 8. Quando al minuto 37 posiziona il pallone a distanza siderale dalla porta, col vento che soffia contro, il pensiero più diffuso porta ad un cross in aria. Ed invece ecco i passi di rincorsa, la semirotazione del bacino prima di calciare ed il destro d'autore che pennella un autentico capolavoro balistico. Una perla che entra di diritto tra le più belle realizzazioni da calcio piazzato diretto della storia rossazzurra. Lui è Cicerelli, il numero 10. Vediamo anche le pagelle del campetto, iniziamo dall'allenatore toscano con voto 8. 6,5 per Dini e Ierardi, 7 per Di Gennaro, per Celli e per Casasola, 6,5 per Quaini e anche per Corbari che prende il suo posto, 6,5 di Tacchio e 6,5 per Aloi che lo sostituisce, 7 Donnarumma, 6,5 Lunetta, 6,5 anche per Jimenez che prende il suo posto, Cicerelli 8, 6,5 D'Ausilio che prende il suo posto, 7,5 Forte e 6,5 per Ruffini che lo sostituisce. Padanè, questo è il tuo momento. In totale disaccordo con Alessandro. Come in totale disaccordo? In ordine al migliore, perché per quanto mi riguarda il migliore di ieri è Francesco Forte, perché Cicerelli fa una punizione straordinaria, unica, tra le migliori come Padanè, correttamente. per questa affermazione meriteresti un cartellino giallo, Esatto, no. guarda, perché Allora, tu... però tu non puoi sollecitare. No, non è l'arbitro. questione che Ho sollecita, detto- però tu un poco discorso prima della partita, di coerenza. poco prima del No, gol di no, Forte... no, ma questa settimana No, anche ieri, durante non la... è vero, non è vero, Padanè, non è vero. Padanè. Ho detto che era tra i migliori in campo, lo abbiamo sottolineato. Allora, mentre il gol di Cicerelli è, come correttamente dice Alessandro, tra i più belli, forse il più bello che abbiamo visto da punizione in Serie C, poi ovviamente ci sono stati tanti altri nelle altre categorie, ma fanno storia a sé, fanno storia a sé. Ma il gol di Forte non è un gol che provi in allenamento. Lì Cicerelli si è allenato, si allena ogni settimana, dai calci piazzati, un pizzico di complicità, di indecisione c'è stata nel piazzamento della barriera, un po' di superficialità da parte di Donnarumma,
restando fermo e sottolineato il fatto che è un gol d'antologia. Il gol di Forte invece è un gol su azione, un gol che è preceduto da uno stop perfetto, da un controllo d'altra categoria e dalla scelta probabilmente più complicata che Forte può fare. Addirittura Angelo 2 tocchi e basta fa, perché la palla gli arriva, tocca, mette la palla a terra e tira un po'. E allora, cioè, 2 vi tocchi posso ha dire fatto. una cosa? Io che sono un grande fan di Caturano, no, non fan di Caturano perché mica mi paga mezzo Tu stipendio. hai detto che è meglio Pelé. Hai Io detto la ho settimana detto che scorsa. questo meglio per lei, non l'ho mai detto. No, però torno a dire che Forte rimane nella partita di ieri il giocatore che forse ha segnato i più bel gol. È quello Però che ha ti fatto posso dire di una più. cosa, Poi Cicerelli, il gol di Forte non c'è senza il gol di Cicerelli, perché se la Salernitana si apre e tu si sei- allunga tu sei il mago è Telma. per, è per- Ma tu sei è per il gol di Ma Cicerelli. tu sei il mago Telma. Quello è il gol che stappa la partita Prima- e fa cambiare completamente lo scenario tattico Prima della del gol di partita. Cicerelli aveva avuto, no? era C'è stato una novità rispetto alle altre gare. Il Catania non ha aspettato la reazione della Salernitana, il Catania ha aggredito di nuovo nel secondo dall'inizio tempo, del secondo tempo, con voglia di andare a chiudere la partita. Ma Prima del gol sono state 2 o 3 situazioni La pericolosissime. novità di ieri è che il Catania non ha avuto sosta, non ha avuto pause durante la partita. Questo cosa significa? Significa che questa squadra sta bene fisicamente. Bravo. Questa è cosa significa? Significa anche che da un punto di vista mentale è rimasto sulla partita per tutto il tempo. Hanno sentito un'atmosfera diversa da tutte le altre domeniche. Ieri si remava tutti dallo stesso lato, i 19.000 più la panchina, più i giornali, tutti erano Carlo, tutti oggi verso la vittoria. ho fatto questa considerazione durante anteprima. Non sono entrati in campo nel Catania Beters, Allegretto, Pieraccini, Stoppa e Caturano, tra gli altri. Cioè, io non credo che ci siano altri organici in grado di poter tenere in panchina far così. esprimere queste Alessandro, ma anche i considerazioni. cambi fatti ieri, cioè il Catania ha avuto la No, sono possibilità stati di tutti sostituire uniformi, giocatori tutti, e il Regnento è rimasto che sempre non hanno uguale. abbassato. Ecco, questo volevo dire Cioè, io. quando te arrivi al 55esimo, 60esimo e ti puoi permettere di cambiare metà della squadra inserendo gente come D'Ausilio, Jimenez, Aloi, Corbari, Rolfini, Cioè, mi pare di... cioè ripartiamo, cioè è una partita che inizia dal primo minuto, cioè perché te metti talmente roba fresca dentro, talmente roba di qualità, talmente roba che si resetta quello che hai fatto finire e riparti da capo. Io non so che modo ha Posso dato giocare per un a altro Rolfini. 1,5. 6,5 perché però- ha sbagliato il gol, perché sennò avrebbe meritato un 7 pieno. Per dire la qualità di quello Rolfini. che io ragazzi non finisco mai di Non so se ripetere. possiamo rivedere il campetto delle pagelle per poi rivedere le Ce punizioni lo fanno rivedere. celebri. Sì, il ce lo fanno campetto rivedere. con i voti. Finisco mai di ripetere il fatto dell'anno scorso quando eravamo ad Avellino che mi girai, io ero in panchina, Era mi girai, due. eravamo in 4, Esatto. di cui Betels era di cui Primavera e tre e c'era dirigenti. Quaini e Luperini e basta. Questo è il Allora, campetto, questo è il campetto. Questi sono i voti. L'ingresso in campo di un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse, che è Rolfini sul fronte offensivo. Lo chiamano il Cobra, non è un caso, non è una fatalità, cioè questi nomi non se li attribuiscono né glieli danno i compagni di squadra e i giocatori se non ha una caratteristica che invece è lavorare sullo stretto, andare a marcare direttamente l'avversario sullo stretto all'interno dell'area di rigore. È un ragazzo veloce, non ha i centimetri ma ha tutto quello che non ha né Forte. Qui Carlo diversi sono, mi darà grandi lezioni, non ha né Forte né Caturano. La sensazione è è un che giocatore che nell'uno contro può uno, spaccare. la sensazione è che nell'uno contro uno Rolfini sia l'unico dei 3 attaccanti in grado di poterne vincere tanti di questi duelli. Sono d'accordo, ci dobbiamo calcio di fermare. punizione, Padre. dal limite dell'area di rigore, è un giocatore che ti può servire, ti può creare tante tantissimo. situazioni. Ci dobbiamo fermare e poi abbiamo tanta roba perché dobbiamo parlare ancora di Torre del Grifo, del rinnovo di Gherardi, del prossimo avversario. Non lo dire più tanta roba perché Ma qualche le punizioni pusher dove tipo- sono rimaste? Tanta roba qualche- calcistica. Le punizioni le vi punizioni chiedo di rivedere Subito dopo, Ok. al rientro vediamo le punizioni. Restate con noi a Corner. Italiano, non ne Tempo parliamo. vola, il C'è un tempo- dato statistico sul quale noi non Qual è parliamo. questo dato statistico? Non ne parliamo. È manco- segretato, Ah, è segretato. per motivi Allora, anche solo- non esiste, scaramantici. non esiste anche questo sotto dato. tortura. Allora, rivediamo le punizioni, le vediamo comparate? Sì, assolutamente. Comparate. No, questo prima vabbè, una sì, vediamole tutte e due. e poi quella di Cipriani, eccolo qui.
e poi le vediamo insieme, guarda. Adesso arriva anche l'altra clip dove si vedono insieme. Intanto ci stiamo rifacendo gli occhi e qui vediamo le due punizioni. Praticamente una calciata a destra e una a sinistra da Ho posizioni, fatto emozionare Patanè, ragazzi. da l'ho posizioni messa però diavoleo. diverse. Sono Posizioni- contento, mister Bianchetti. Ero lì a Bordeaux. Sicuramente. Che Lo salutiamo. salutiamo se ci sta seguendo. Certo, Un lo abbraccio allo grande. stadio, sempre in gran forma. Mister Il Bianchetti. professore Allora, Bianchetti straordinario. Straordinario. Quando è cresciuto andando avanti con l'età è diventato anche davvero più... pensa, era il mio insegnante di educazione fisica al liceo anche. Beh sì, ma davvero un bel tipo. è Comunque io diventato. voto per Cipriani. Tu voti per Cipriani? Sì. Personalmente voto per Cicereno. Tutta la vita Così. quella partita mi ricordo che avevo ancora i capelli e quindi e poi eravamo a Palermo, È un'altra storia. è un altro Visto che mondo qualche ed capello ed era straordinario, era vissuto. Padre, qualcuno ha detto che se ieri ti sei strappato i capelli dopo... Ieri me li ero proprio finiti, sono tanti li ero proprio messaggi. azzerati. Li ho Allora, proprio azzerati. torniamo a essere seri, torniamo a parlare di calcio. Noi ogni tanto facciamo delle digressioni un po' più allegre, un po' Ma più guai se non fosse così così, sdrammatizziamo, perché perché il calcio va visto anche da questo punto di vista. Ma difatti Toscano ha detto una cosa, forse la prima volta o la seconda che glielo sento dire, no? Vabbè. Ha detto durante la preparazione alla partita, guarda se l'anno scorso diceva che il calcio è divertimento. Entrava durante le interviste che aveva, cioè, come si suol dire, aveva il magone, sbavava tutte le parti, non aveva mai il buon umore. Quest'anno gli è tornato il sorriso. Marco Carli ieri lo ha anche ribadito, poi nel servizio è andato in onda oggi a Telecolor, gli è tornato il sorriso, ma gli è tornata anche quella voglia di essere un po' filosofo positivo del calcio. Il calcio in fondo è divertimento, il calcio, io dico ai giocatori, divertitevi. Scusami Max, l'anno scorso, manco sotto tortura, aveva sempre, Broncio aveva sempre, L'hai visto un sorriso? non l'avrebbe mai detto, e invece, perché di fatti lo chiamano Hannibal, proprio riguardando il toscano dell'anno scorso. Beh. Quest'anno invece È una persona più serena. Tornato sorridente. Pensa a una squadra su cui può contare in tutti i reparti, ha sempre doppi giocatori, se non tre, diverse ma soluzioni. il calcio in fondo deve Ha più essere serenità anche questo. lui, Angelo. E forse dà anche maggiore libertà ai giocatori, libertà di esecuzione, su uno schema tattico ovviamente ben studiato, Prestabilito, certo, dà ci mancherebbe. probabilmente quel brio, quella voglia di divertimento, che è quello che mi ha insegnato Carlo per tutti gli anni in cui siamo stati insieme. Ripartiamo Dice sempre, la il nostra calcio è un discussione, gioco, Angelo. bisogna divertirsi. Alessandro. Posso dirti una cosa? No, No. ma non è possibile. Una sola però, è Ma non è una possibile. sola. è venuta in mente. Io vado via, me ne vado. Io ho Scendo riascoltato dalla sedia, l'altro me ne vado. giorno Sto andando una via. telecronaca dove Attenzione, Carlo che giocava allo stadio Massimino, anzi allora si chiamava Cibali, su tutto il calcio minuto per minuto, uno dei più importanti telecronisti alla RAI ha detto: tra i migliori in campo con la maglia del Catania, Carlo Breve. E io ho detto: lavora con me questo Benissimo, ragazzo. allora basta, Bravo, stop, bravo. fermati un Catania Inter, istante. cos'era? Italia. Era un Recita. Catania Inter di Coppa Italia. Catania Inter di Coppa Di Coppa. 25.000 Lo persone. ricordi Carlo? Stiamo parlando Io di lo- un bel po' di anni C'è fa. un video su YouTube. Io l'ho risentito per caso E ogni e quando tanto ho detto rispolvero. tra i migliori in campo. No, ma Patanè, e te la cerchi Patanè, non c'è niente che fare. Di Anche nuovo lo- sei ammonito, stai attento, Sei il nostro Quaini. Sei il Sarò nostro- costretto a emettere un nuovo comunicato lunedì prossimo. Attenzione, sto zitto. Non è possibile. E non saranno più 5 minuti di Stavolta sospensione. attenzione perché rischi grossi. Sto zitto. Allora, stai zitto. Ripartiamo, Alessandro. Da cosa ripartiamo? Cosa vogliamo fare vedere ai nostri telespettatori? Parliamo di Torre del Grifo. Parliamo di Torre del Grifo, dai, perché ci sono delle novità. Sì, allora abbiamo dato oggi ad Anteprima Corner la notizia di una call conference che si è svolta oggi alle 12:30 tra Catania e l'Australia per mettere a punto quelle che sono le azioni che il Catania porrà in essere per rilanciare sull'offerta irrevocabile d'acquisto che è stata presentata alla curatela fallimentare ufficialmente dalla società Aurora SRL, che ha sede legale a Belpasso in via 28esima Traversa numero civico 72, che ha come amministratore unico e socio unico Andrea Spina,
ha un capitale sociale di 900 euro. Questa società ha presentato un'offerta di 4 milioni e 10.000 euro, quindi ha superato i 10.000 euro l'offerta su cui la curatela ha aperto questa fase di vendita, che era stata presentata ovviamente dal Catania alcuni mesi fa. Cosa accadrà e cosa può accadere? Dal 16 di ottobre è aperta la procedura, che si concluderà il 23 alle ore 12. Da questa base di 4 milioni e 10.000 euro, che è l'offerta presentata dall'Aurora SRL, gli offerenti hanno possibilità di rilanciare, in questo caso ovviamente chi ha offerto meno, 4 milioni, cioè Pellichera, deve rilanciare con un minimo di 250.000 euro a rilancio. Quindi il Catania ovviamente può partire da 4 milioni 260, quindi 4 milioni e 10.000 più 250, ma può anche direttamente fare un rilancio più alto per chiaramente questioni di strategia, per vedere fin dove può arrivare l'altro offerente. Assolutamente sì. In questo gioco di rilanci e scadenze perché da questo momento in poi solo da 250 minimo 250, possono essere anche più alti i rilanci. Non puoi più rilanciare da 10.000, assolutamente no, minimo 250.000 euro. Tutta questa fase si concluderà il 23, cioè giovedì di questa settimana, alle ore 12. Alcune peculiarità che possiamo ricordare. Quando si saprà l'esito? L'esito ovviamente è condizionato dal momento di presentazione dell'ultima offerta, perché se l'ultimo rilancio avviene dopo 15, cioè prima di 15 minuti dalla scadenza delle ore 12, esattamente, si apre una fase di proroga di 60 minuti dove l'altra parte può essere in grado ovviamente di rilanciare sull'ultima offerta presentata. Quindi se io dalle presento 11.46 del 23 ottobre, alle 12? se arriva una offerta alle 11.46 del 23 ottobre, la procedura viene prorogata di altri 60 minuti. Quindi si andrebbe sino alle 13, esattamente, grosso modo così. Però comunque nel primo pomeriggio sapremo. Alla fine di questa eventuale proroga di 60 minuti, ovviamente... E se arriva un'offerta negli ultimi 10 minuti della proroga di 60 minuti? Una sola volta. Viene prorogato una sola volta i 60 minuti. Questo dice il bando. Però attenzione, si impedisce all'altra parte eventualmente di poter... Però è il gioco ovviamente della procedura, dell'alea, che ovviamente va a connotare questo tipo di... Contore del Grifo abbiamo finito qui? No, poi ricordiamo sempre che alla scadenza di questo orario, che può essere le 12 ma possono essere le 14, ovviamente le 13, ovviamente verrà effettuata l'aggiudicazione all'offerta più alta. Ma non è finita, perché dal 24 al 30 ottobre un soggetto terzo che non ha partecipato a questa fase può presentare un'offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo dell'aggiudicazione e dare la facoltà alla curatela di riaprire la gara. Cioè, ipotizziamo 5 se viene milioni. aggiudicata per 5 milioni, un soggetto terzo che non ha partecipato alla procedura può presentarsi con un'offerta di 5 milioni e 500.000 euro e dare la facoltà alla curatela di riaprire la gara e quindi iniziare da capo. Può anche dire no, non riapro, lo aggiudico al terzo. No, lo aggiudica chi l'ha già aggiudicata. Cioè la discrezionalità è solo per riaprire la gara, altrimenti se no la aggiudica al soggetto che ha vinto il 23. Esattamente. D'accordo? Ci siamo? Abbiamo capito? Forse. Sì. Giovedì sapremo. Ho cercato di essere più chiaro possibile. Giovedì sapremo di più, ci dobbiamo fermare ancora. Parleremo del Benevento, mi devi dare una una notizia proprio secca secca. Irardi ha rinnovato fino al 2027, quindi ha prorogato di un anno il contratto che aveva in corso con il Catania. Non è ancora ufficiale, ma lo possiamo dare come notizia certa. Breve sosta e poi l'ultimo segmento di Corner. Allora, 200 euro tu, 200. Facciamo? Noi ne facciamo 1000 e noi con 1.000 euro potevamo partecipare. Cioè, potevamo intanto
costituire la società. Con 200 euro ciascuno. È costato più costituirla che versare il capitale sociale. Fantastico. Benissimo. Soltanto un paio di messaggi, solo 2, e poi il Benevento. Bisogna pensare ad aumentare la capienza del Massimino perché troppi tifosi non vanno allo stadio per mancanza di posti. Capirai. Questa è una storia vecchia del Massimino che riguarda i posti che sono stabiliti per legge, per regolamento e la capienza effettiva del Massimino e poi la volontà anche manifestata da Pelligra di essere interessato, così come anche nell'era Pulvirenti, alla realizzazione di uno stadio nuovo. Si era parlato di un progetto fuori dalle mura di Catania, io ricordo che Grella... Ma scusa, Catania Salernitana non si doveva giocare con le curve chiuse? Esatto. Mi pare che... non si è rischiato di giocare. Come no? Ma allora vivo sulla luna. No, cioè, Ma il 13 Iasindi, ottobre però tu sei un dovevi. provocatore, attenzione perché Il anche per 13 te può ottobre scattare. tu dovevi. Allora, il problema è che tanto tu non che piove, affari superficiali, Il 13 ottobre tu dov'eri? a fare i burloni così, Scusate. a sottovalutare le cose. Poi, quando chiudono Vai le Iasindi, curve... attenzione. Iasindi è provocatore È comunque. provocatore, attenzione il anche Cobra, perché Iasindi. il Cobra Iasindi- Sono chiaro. Quirini, sono Quirini. Devo rilevare che se continua così anche lui va incontro a un giallo. Attenzione, vedi io sono imparziale? No, imparziale, no, però lui no, No, capito? no, guarda, c'era Te già. sono prevenuto. Per me, io sono Guaini, no, lui è Quirini. Lui è Gerardi. Lui è Quirini. Lui è Gerardi. Allora, Sa fare. un solo messaggio, Giulia, uno solo. Sì, un solo messaggio. Giuseppe da Catania. Mi trovo molto d'accordo con il signor Vagliasindi sulla partita con il Benevento, ma ricordiamoci il primo tempo della partita dell'anno scorso. Il Catania fece una grande partita e quindi la può ripetere anche quest'anno. Non basta quella prestazione dell'anno scorso, perché il Benevento quest'anno è più forte e il Catania è nettamente più forte dell'anno scorso, ma questo Benevento secondo me è almeno una tacca più forte di quella dell'anno scorso, perché ha preso tutti i giocatori specifici, poi ora affronteremo meglio con Carlo. Ricordiamoci i 2 trequartisti nella gara di andata dell'anno scorso, erano Carpani e Luperini. Esatto, e segnò Carpani. E poi ci fu il salvataggio sulla linea di Sturaro negli ultimi minuti, se vi ricordate. Andiamo Giulia. Vorrei sapere dagli opinionisti in studio se a loro parere la seconda forza del campionato è il Benevento o la Salernitana, perché ovviamente la prima è il Catania. In questo momento ci sono 3 forze, 3 prime forze, le definirei. Non mi illudo, ma ci credo sempre da 50 anni a questa parte. Per scaramanzia non diciamo niente, anche perché il campionato è ancora lungo, ma vedo rispetto all'anno scorso un gruppo che cresce. Saluti a Max Velotto e a tutti voi. È cresciuto il gruppo dentro al campo e anche fuori al campo e non è un elemento indifferente. Allora, io quello che vedo, scusate, una considerazione veloce, come margini di crescita, il Catania è quello che ne ha di più rispetto a Salernitana e Benevento. Benevento finora come fuori organico per infortunio ha solo Nardi, che non sarebbe neanche un titolare. La Salernitana, diciamo, di spessore ha De Boer, che è sicuramente un gran bel centrocampista. Il Catania ancora non ha avuto un contributo fattivo da Rolfini e da Caturano. Quindi quando questi 2 attaccanti insieme a Forte saranno ben rodati, il Catania secondo me migliorerà e di molto anche la cifra di gioco. Io metterei anche Aloi. Vabbè, che Aloi ha saputo lo do per dimostrare scontato. nella prima parte del campionato. Aloi l'abbiamo già visto e parliamo di una Però cosa non l'abbiamo avuto a disposizione evidente. nelle ultime 5-6 Sì, giornate per e si è carità. sentita la differenza. Però con Rolfini e Caturano ben rodati, io credo che questa squadra farà ancora di più un salto di qualità. Bisogna capire cosa succederà a Salerno alla ripresa del calciomercato. Ricordiamoci, stiamo parlando di questa fase, a gennaio può succedere di no, tutto. ma lo ricordiamoci che la Salernitana è stata confezionata in poche settimane con ancora contratti che sono quelli ereditati dalla certo. Serie A, dalla Serie B, quindi con giocatori, parlavamo con Carlo, no? Quando a fine mese devi pagare 800-500 mila euro per un giocatore che magari tieni in panchina, comunque è contrattualizzato, è una brutta storia gestirla e quindi capiremo. Allora, ci chiedono da casa, il messaggio non è arrivato ancora a Giulia, però lo anticipiamo. Trasferisci tu. Torniamo su Torre del Grifo per un attimo, ma se dovessero prendere Torre del Grifo, non dovesse prendere il Catania, lo prende l'altra cordata, che fine fa Torre del Grifo?
sarà compito di questa Aurora SRL assumersi gli oneri e gli onori della gestione di un centro Cantava sportivo. la canzone di Eros Ramazzotti, sarà l'Aurora. Allora, Certamente Pelligra non lo prenderà in affitto qualora accadesse questo. Questo ve lo do per assoluto. Angelo, mi prometti che la prossima puntata di Corner, quando avremo degli aggiornamenti, io ho ascoltato con religioso rispetto le notizie importantissime che ci ha dato Alessandro, ma vorrei rispondere a questo telespettatore. Ma per rispondere a questo telespettatore ho bisogno di qualche minuto, perché non si parla né di qua non si parla né di Pelligra né di Aurora. Qui c'è una questione di una progettualità industriale che è di un'impresa che vale sia per Pelligra sia per chiunque. Torre del Grifo, questa aureola di Casa del Catania vale ma fino a un certo punto, perché Torre del Grifo, Casa del Catania può avere un senso in Serie A, in Champions League, ma comunque una casa parziale, tant'è vero che poi le risultanze successive, anche durante la Serie A, hanno dimostrato determinate cose. Ma ci lamentiamo che questa squadra non ha un posto dove andare ad allenarsi, che deve girare, girovagare su campi e campi. È un piano industriale importante, perché non c'è romanticismo nell'acquisizione di Torre del Grifo, ma vale per tutti. Poi lo prende Pelligra. Significa avere però una sede stabile dove ti puoi allenare e far allenare a tutte le tue squadre. Pelligra farà una casa del Catania, ma non la casa unica del Catania. Cioè, Torre Grifo non sarà la casa del Barcellona e del Real Madrid. C'è un piano industriale importante e chiunque prenda Torre del Grifo, dimentichiamoci che ci mette un pezzo di cuore, perché chiunque prende Torre del Grifo ci mette 5 milioni di euro e forse non potrebbero non bastare. Potrebbero non bastare. Ci vogliono altrettanti per sistemarlo, 10 milioni di ristrutturazione. E che pensate che chi è così poco avveduto nel pensare che io investo 30 milioni di euro per dare la possibilità solo al Catania di allenarsi? Nessuno, no, qui nessuno è fesso. C'è un piano industriale. Però acquisisci un bene? Acquisisci un bene, quella, caro Angelo, si chiama capitalizzazione. Quindi voglio dire, allora, se tu hai una strategia, se tu hai un piano industriale, tu dammi 5 minuti e dopo le notizie, Alessandro, la prossima settimana che ho ascoltato. Tanto con saremo rispetto. A bocce ferme, sostanzialmente. Saremo a bocce. Ci sarà stata un'aggiudicazione comunque. Assolutamente. Bisognerà capire se ci sarà poi. Mi sembra assai improbabile che ci sia poi qualcuno che si presenti dal 24 al 30. Aspettiamo, Okay, intanto vedremo com'è la situazione. Ma c'è un progetto industriale. 4 minuti per parlare del Benevento. Ce li concediamo? Perché io ho delle somme da investire, partecipo alla procedura sperando di spuntarla a un prezzo più basso. Non ha senso presentarsi dopo e alzare, mettendo molto di più. Certo. Cioè, non mi sembra una cosa. Ci arriviamo la prossima settimana con calma su questo. Okay, adesso Benevento, con la scheda di presentazione del prossimo avversario che vediamo subito. E appunto Benevento, come la Salernitana lunedì scorso, era la Salernitana prima in classifica. Anche in questo caso troviamo prima in classifica il Benevento, 22 punti, con un rendimento che intanto vi farei rilevare come il Benevento sostanzialmente abbia fatto un solo pareggio in tutte le partite fin qui disputate, tutte in casa. No, col Picerno comunque c'è un errore, è 2-2, non è 0-2, e quello credo che sia l'unico pareggio in 10 gare del Benevento. 5 vittorie in casa, quindi è una squadra 2 sconfitte fuori, senza mezze misure. Ha avuto già 2 inciampi esterni, uno a Casarano e uno a Latina, quindi non esattamente con 2 squadre di primissima fascia, e ha questa altalenanza in rendimento che da questo punto di vista può far ben sperare in vista di domenica. Da 3 settimane vince, ma ha giocato in casa prevalentemente. Ha fatto 2 partite di seguito con Altamura e Potenza, in precedenza aveva perso a Latina. Da 2 settimane vince e ha raddrizzato un po'. Dei migliori marcatori, che è la colonna a sinistra in basso, abbiamo già accennato prima, abbiamo 8 gol Ciccio Salvemini, che dalla Cerignola ha portato in dote nel Sannio una considerevole percentuale realizzativa. Sì, ci ha fatto gol a Cerignola,
su un calcio d'angolo, ha fatto lì un lavoro proprio da mestierante del gol, ha spostato il difensore e poi è riuscito a colpire di testa. 5 gol Manconi, che è uno dei 2 esterni d'attacco di cui parlavamo prima, poi 3 Pierozzi, che è il fratello del Pierozzi che gioca nel Palermo, esterno di centrocampo, anche lui 3 reti, 2 gol La Mesta, lo ricordiamo contro il Rimini in Coppa Italia, insomma giocatore velocissimo. L'ultima formazione schierata da Auteri contro il Potenza è un 3-4-3, dove il portiere è Vannucchi, ex della Ternana, ha fatto molto bene l'anno scorso a Terni. Scognamillo non ha bisogno di presentazione, è stato un pilastro del Catanzaro per tante stagioni. Saio è un giovane emergente, lo avevo già notato quando giocava col Brindisi, l'anno in cui poi il Brindisi è retrocesso. Borghini è stato il capitano per tanti anni di una squadra del Girone A. Pierozzi e Ceresoli sono gli esterni. Qui c'è stato un cambiamento che ha adottato Auteri nelle ultime settimane. Prima Ceresoli faceva il braccetto di sinistra e Ricci era il centrocampista di sinistra. In emergenza. Da Poi qualche settimana invece lì. Ceresoli è stato promosso esterno di centrocampo a sinistra e Ricci subentra. In cabina di regia un altro giocatore che ha poco bisogno di presentazione, Mattia Maita, anche lui giocatore fortissimo per questa categoria. Il giovane Prisco completa il reparto mediano, quindi dove c'è tecnica ma c'è anche dinamismo. In attacco abbiamo detto La Mesta e Manconi ai lati di Salvemini, possibili alternative: Della Morte esterno d'attacco per La Mesta, Mignani esterno d'attacco per Manconi, Tumminello per Salvemini. Tumminello l'anno scorso ha fatto benissimo a Crotone. È la seconda volta che Auteri manda in campo, forse anche la terza, questa formazione che è stata Ha scelto i suoi ha uomini. duplicato la formazione e con ogni probabilità sarà proprio questa, perché non ci sono squalifiche, al momento non ci sono infortuni, potrebbe essere questa la formazione che gli ha portato 6 punti in casa e potrebbe riproporla. Tantissime variazioni di gioco. Allora il Benevento fa malissimo sui cambi di gioco, tantissime soluzioni da destra a sinistra, taglio dell'esterno a destra sul cross dell'esterno di sinistra. Avete visto il primo gol di Pierozzi in queste immagini, in questi highlights. Il gol di Pierozzi che ha aperto il risultato ieri contro il Potenza nasce appunto da un'iniziativa dell'esterno a sinistra Manconi, col taglio centrale di Pierozzi che anticipa di testa l'avversario diretto. Il campetto del Catania, dove c'erano le pagelle. Che Sì, volevo formazione sentire prevedi? anche poi Carlo sul Benevento, perché chiaramente già siamo fuori, quindi guarda, Che formazione prevedi? a regia ci dicono che ci stanno per Ne sfumare. abbiamo parlato abbastanza del Benevento, anche E invece il un po' Catania? della filosofia di calcio di Gaetano Auteri, un tecnico che punta molto all'estetica, ecco, piace far giocare bene le sue squadre, anche a costo magari di prendere qualche gol in più e di perdere qualche partita, però allenatore di grande spessore che ha dimostrato anche di vincere. Allora, vediamo a questo Catania campetto per così vincere. accontentiamo Campo a Patanè. Catania. Quale Campetto formazione delle metti? pagelle, per Guarda, Campetto pagelle. Secondo te Catania, se ci possono essere le Ci variazioni? sono variazioni? Tu pensi ci possano essere No, delle chiedo variazioni? a te. Aloi No, per che- Quaini? Bah, sì, forse l'unica, ecco, perché nella testa di Toscano la formazione titolare potrebbe essere questa con Aloi e Di Tacchio, i 2 centrali di centrocampo. Aloi Cercare ha di dimostrato allargare il campo mettendosi a 4 dietro No, è no, una no. cosa che escludi categoricamente. esperimenti, non ne farà sicuramente in questa partita. Benissimo, ci fermiamo qui. Ci fermiamo. Grazie a Giulia. Grazie a voi per averci seguito, una buona notte a tutti. Dobbiamo ringraziare ovviamente Max Velotti con noi. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Grazie Grazie, anche Angelo. a Carlo Breve, Buonanotte. grazie ad Alessandro Magliesindi. La cioccolata è finita, però. La cioccolata è finita da tempo. Peccato. Un attimo, perché prima devo ricordare che fra poco, Ah sì. pochi minuti, c'è la differita integrale della partita tra il Catania e la Salernitana con il commento di Marco Carli e di Carlo Breve, che continuerete a sentire. E poi appuntamenti sportivi, perché torniamo ovviamente venerdì con preview, poi torneremo domenica alle 14 per seguire la partita del Catania e Benevento. Lunedì prossimo saremo ancora qui con Corner e avremo qualche notizia certamente da Torre del Grifo. Una buona serata a tutti, grazie a Max, Carlo, Alessandro, Grazie a Angelo voi. e la nostra Grazie a voi. Giulia. Grazie a Dobbiamo te, ringraziare Angelo. anche la regia che ci hanno sopportato stasera tantissimo. fin Grazie, troppo. buonanotte.